Manca una manciata di secondi alle 8 e noi abbiamo puntualissimo il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, piove un po' dappertutto, no? Mi si dice, anche lì a Venezia. La situazione è una situazione di pioggia autunnale tipica. L'unica speranza è che dobbiamo avere che quest'acqua, che naturalmente deve cadere in questo periodo dell'anno, arrivi con gradualità e non arrivi con bombe d'acqua o fenomeni strani. Vi ricordo che nel 2010, quando abbiamo avuto l'alluvione, abbiamo avuto una congiuntura astrale unica, nel senso che abbiamo avuto prima una botta di freddo verso fine ottobre che ha imbiancato tutte le montagne, quindi abbiamo avuto praticamente neve sulle vette. Dopodiché c'è stato caldo, scirocco, quindi l'acqua alta, e lì con lo scirocco è arrivata la pioggia bombe d'acqua, proprio pioggia importante, quindi scioglimento delle nevi, acqua alta, è stata una condizione micidiale. Sa che i ladri non riposano nemmeno la domenica a Belluno, in Val Belluno, altre case svaligiate. Ha ragione lei, mandiamo l'esercito, non se ne può più. Sì, la partita dell'esercito è una partita che è rinunciabile, anche perché deve essere tutto basato sui controlli, sull'inasprimento delle pene, visto e considerato che noi abbiamo delle forze di polizia efficientissime che dobbiamo ringraziare quotidianamente, però non sono messe nelle condizioni di fare polizia, perché comunque abbiamo delle leggi ormai che trattano i delinquenti come dei damerini, e chi si difende, abbiamo il caso dell'ultima sentenza, chi si difende spara ai ladri e va a finire nei guai, perché poi paga danni, ha una pena, e quindi io non mi fermerei sempre a criticare la sentenza dei giudici, lo dico ai cittadini. Se il pesce puzza dalla testa. Arriviamo al Parlamento, andiamo a vedere le leggi che utilizzano i giudici come sono state fatte male, sono ipergarantisti in un paese nel quale ormai va di moda lo svuota carceri, quando ce ne sono troppi in carcere, invece di far carceri nuovi e avere garantita la pena, si fanno gli svuota carceri. A proposito di carceri, lei ha sempre lanciato questa allarme Veneto, no? I dati delle carcerazioni indicano allarme sovraffollamento e stranieri nel Veneto. Dopo Trento e Bolzano, che sono due realtà a sé, e chi ha più immigrati nelle carceri è il Veneto, con oltre il 55%, vuol dire che almeno 1 su 2 sono immigrati. Allora, se vediamo la popolazione del Veneto, solo l'11% sono immigrati. Vuol dire che noi ci siamo portati a casa anche tanti delinquenti, perché se la proporzione fosse rispettata in carcere dovremmo avere l'11% di immigrati e il resto tutti veneti, come accade nella popolazione veneta. Invece abbiamo il 55% di immigrati. Delle due l'una, o i nostri delinquenti veneti sono furbi, o abbiamo un sacco di immigrati che vengono qui a fare i delinquenti, il che non vuol dire che dobbiamo generalizzare, ci sono molti immigrati per bene, che ci sono integrati, che ci chiedono legalità, però è altrettanto vero che il carcere è pieno di immigrati, cioè 1 su 2 sono immigrati, e questo è un dato che stride rispetto alla percentuale di popolazione di immigrati che abbiamo in Veneto, che è solo l'11%. Speriamo bene. Parliamo del Mose. Ma guardi, qui c'è poco da sperare bene, qui o si inaspriscono le pene, si fa in modo che le forze di polizia usino il manganello, possano fare gli arresti, e quando uno combina qualcosa va in galera e ci resta, se no andrà sempre peggio. Parliamo del Mose, la regione parte civile nel processo si costituisce? Sì, guardi, mi lasci liquidare anche con una battuta questa domanda, non è una novità e non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo un sacco di delatori, io direi anche catalogabili nella categoria poco rispettosi dei veneti, che fanno credere ai veneti che con un'interpellanza in regione hanno convinto la regione a costituirsi parte civile. Ricordo che noi già dopo il 4 giugno, penso il 5 giugno giù di lì, ci eravamo già costituiti come parte lesa, poi c'è tutta la procedura di legge, finché non si chiude la pagina delle indagini preliminari e non inizia il processo, c'è tutta la fase processuale, non hai i tempi stabiliti dalla legge per la costituzione di parte civile. Ad esempio i veneti, bisogna dire che la costituzione di parte civile non vale per chi ha patteggiato, che magari qualcuno adesso non venga a dire Mazzaia non ha fatto la costituzione nei confronti, che so, di alcuni che hanno patteggiato, che sono nomi noti, insomma, dell'ex governatore, l'assessore e molte altre persone, gli imprenditori. Ecco, in quel caso stiamo lavorando con la Corte dei Conti
per il tema della richiesta del danno, perché c'è un altro filone che è quello della causa civile, perché rispetto alla costituzione di parte civile non esiste nei confronti di chi ha patteggiato. Spero che ci sia capita bene Sì, questa sì, roba. ho capito. E non è colpa mia, non l'ho deciso io, lo dice la legge italiana. Allora, E siccome quelli che brontolano sono tutti quelli che governano l'Italia, non fanno altro che tacere e andare a cambiare le leggi. che sarebbe opportuno, e non solo in questo caso, devo dire. Allora, parliamo di sanità. Tra i tagli 2015 e previsione 2016, l'ha detto l'assessore Coletto, senza i costi standard pericolosamente vicina l'insostenibilità. Qui si parla, sa, di chiusure varie già in Alto Adige, San Candido, Veglie, insomma c'è di tutto per salvare gli ospedali, così li chiamano. Dovrebbero Salvare far gli riflettere, ospedali. mi lasci dire provocatoriamente una roba, dovrebbero far riflettere i bellunesi, Cioè? che non hanno avuto un ospedale chiuso dal sottoscritto, è da 5 anni che governo Sì. il Veneto e la provincia di Belluno di conseguenza. E nonostante questo abbiamo sempre detto che il Veneto è gestito male, che qua, che là, non tutti i bellunesi ovviamente, quelli che amano sempre lamentarsi, quei pochi che amano lamentarsi e magari si fanno portare coi pullman a protestare da chi governa Roma che taglia. Ecco, i bellunesi sappiano che hanno sempre pensato che al di là della barricata a Trento Bolzano si viva meglio, ed hanno ragione, Sì. però guarda caso fanno le veglie anche lì per gli ospedali. Bene, noi in Veneto non li chiudiamo e quindi non li chiudiamo in provincia di Belluno, perché non abbiamo toccato uno. Sì. Lamon, Agordo, Pieve di Cadore, Feltre, Belluno, insomma tutte le storie che sapete meglio di me. Dall'altra parte fanno le veglie. Io dico ai bellunesi, non fate le veglie perché io ospedali non ne chiudo, però occhio, perché vi stanno prendendo in giro. A Roma stanno tagliando e posso solo dire che solo quest'anno da giugno ad oggi hanno tagliato 330 milioni di euro. Per dare una dimensione, perché giustamente se uno non conosce il bilancio dice cosa sono 330 milioni. Il bilancio della sanità si chiude con un attivo all'anno, e siamo una delle poche regioni in attivo, di 10, 11, 12 milioni. Bene, hanno tagliato 330 milioni, è come se a casa tua avessi un risparmio di 1000 euro all'anno e arrivasse qualcuno e ti dice guarda ti taglio circa 300.000 euro quest'anno dalle tue entrate. Cioè, secondo voi si può chiudere un bilancio in attivo? Allora, parliamo proprio del futuro della sanità. La Regione ieri ha detto, parlando della riforma regionale, che ci sarà la fusione delle due ULSS bellunesi. Ma non è una sorpresa, non è una novità, perché l'ho scritto nel programma elettorale. I bellunesi hanno assistito un sacco di... Guardi, c'è stato un faccia a faccia, peraltro poteva anche venire meglio quel faccia a faccia fatto a Belluno, però non importa. E in quel faccia a faccia si è parlato dell'efficienza della sanità, della necessità di avere l'ULSS provinciale. Io ho continuato a dire in tutto il Veneto con molta coerenza un ULSS per provincia. Per i bellunesi non cambierà nulla. Sai cosa vuol dire nulla? Perché restano gli stessi uffici, gli stessi ospedali, gli stessi servizi, il direttore sociale, le conferenze di sindaci. Ma la cosa che mi meraviglia è che si protesta perché resti tutto come prima. Ma io dico, se nel 2012 protestavi perché non volevi la riforma, abbiamo fatto la riforma e adesso protesti per difendere la riforma che abbiamo fatto nel 2012. Tra l'altro c'è anche il discorso della fusione dei comuni, ma anche l'accorpamento degli enti. C'è chi è favorevole e chi è contrario, ma la legge prevede che si mettono assieme i comuni per i servizi? La legge prevede la condivisione dei servizi e anche la fusione dei comuni. Bene. Abbiamo un esempio, Longarone e Castellavasto. Certo. Però passa attraverso il consenso popolare, c'è un referendum. Io non ho mai voluto forzare la mano, sono a favore di fusioni, di tutto quello che vogliono fare. Penso che il Veneto ideale possa essere rappresentato non da 579 comuni ma da 150, ma per un fatto di efficienza, cioè anche perché oggi bisogna essere efficienti nei servizi ai cittadini. Però lo decidono i cittadini. Tant'è vero che in questi 5 anni ci sono dei comuni che si sono fusi, altri comuni dove i cittadini hanno fatto il referendum e hanno bocciato la fusione. Per cui evitiamo sempre di dar colpa a livello superiore. Io sono un federalista autonomista convinto, per cui se c'è qualche comune bellunese che vuole fondersi, va a sentire direttamente i suoi cittadini, la legge è chiara. Sì. Se non c'è la maggioranza dei cittadini che vanno al referendum, raggiunto il quorum che dice di sì, i comuni non si fondano, punto.
Allora, la specificità, ne ho parlato con Bottacin l'altro giorno, insomma, ha approvato un disegno di legge dedicato alla specificità provincia di Belluno. È una proposta, ha detto Bottacin, che confermiamo in maniera concreta, quindi impegno, massima attenzione per la montagna bellunese, no? C'è. Ma c'è sempre stato. Guarda, io penso che non bisogna fare come i portoghesi che cantano il fado, no? Perché il pessimismo cosmico non aiuta la provincia di Belluno. Sì. Cominciamo a dire che è una provincia unica nel suo genere, cominciamo anche a riconoscere tutte le difficoltà che ha, è una provincia interamente montana, sì. Ricordiamo che vive a confine con delle realtà che sono il giardino dell'Eden rispetto al Veneto, ma non per colpa del Veneto, per il fatto che sono due province autonome in Costituzione. Sì. Diciamo anche con chiarezza ai bellunesi che non si possono prendere in giro, perché per fare autonomia vera, io vado oltre la specificità, ai bellunesi serve l'autonomia vera come Trento e Bolzano, ma serve a tutti i veneti, ci vogliono le risorse, ma se tu al Veneto tagli, noi avevamo una spesa libera di 1,6 miliardi sì. Nel 2010, oggi la spesa libera è di 890 mila euro, no 890 milioni, cioè hanno tagliato circa 800 milioni in questi 5 anni. Distribuiti sui costi che abbiamo, i dipendenti, i 40 milioni che daremmo alle province, perché hanno tagliato, hanno preso in giro i cittadini e detto chiudiamo le province, invece le province le hanno lasciate aperte e hanno scaricato i costi sulla regione. 40 milioni ci costa sta storia. E altre minestre varie, non sprechi, minestre varie dalle quali non possiamo esimerci a finanziare, degli 860 milioni restano liberi 18 milioni di euro. Con 18 milioni di euro, questo è il bilancio della regione previsione 2016, con 18 milioni di euro siamo 7 province, 7, 14, 21, vuol dire che diamo 3 milioni per provincia, ma che autonomia facciamo con 18 milioni di euro? Già. Quando solo 18 milioni di euro è solletico solo per la manutenzione delle strade. Per questo bisogna essere obiettivi e non prendere in giro i cittadini. I bellunesi devono sapere che la vera battaglia la si fa con Roma, l'autonomia vera deve arrivare con risorse vere e quando arriva qualcuno che rappresenta il governo dovete dire dove sono i soldi, non sta lì a bocca aperta a aspettare a pensare che abbiano portato la verità, perché Roma ha tagliato tutti i soldi al nostro territorio, questo è quello che sta accadendo. Scusi, lei ha avuto di recente un incontro con Renzi o mi sbaglio? Io l'ho visto a Treviso all'assemblea degli industriali, non ho parlato assolutamente di nulla perché a parte il fatto che se ho bisogno di parlare con il Presidente del Consiglio vado a parlarci di persona, non ho bisogno di fermarlo all'assemblea degli industriali da altre parti. Però il tema è chiaro, adesso guardi, per giovedì avremo la legge di stabilità che è la vecchia finanziaria per capirci, adesso la chiamano legge di stabilità, avremo il bilancio del 2016, andremo a vedere quali saranno le risorse, perché al di là delle promesse, che io le sottoscrivo tutte, però tu quando vai a dire ai cittadini che eliminerai l'IMU devi essere anche così corretto di dire che l'IMU l'hai messa tu. Sì. Quindi... e i cittadini devono essere anche così come si può dire, attenti a ricordarsi le robe, perché l'IMU è stata introdotta da questa maggioranza di governo nel 2012, perché la maggioranza che io ho rappresentato e ero ministro ha tolto l'ICI, sparita l'ICI, dopodiché questi non hanno più chiamata ICI ma l'hanno chiamata IMU. Adesso non è che si possono fare standing ovation per uno che dice che toglie l'IMU che te l'ha messa lui, è come che uno che ti mette le catene e ti tiene incatenato e segregato, dopo 6 mesi dice va ti libero e tu batti le mani grazie, cioè ti ricorderai chi cavolo ti ha messo le catene. E comunque vorremmo capire da dove si prendono anche i soldi a questo punto, perché io ho il terrore che si taglino dalla sanità. Sì, perché si vuole tagliare il 36% della spesa regionale, no? Lei mi ha detto, senza preoccuparsi di tagliare gli sprechi veri, applicando quelli che sono i costi standard. Guardi, io le dico una roba, hanno tagliato il 35,5% degli enti locali, comuni, province e regioni. Esatto. Premesso che alcune regioni secondo me sono tecnicamente fallite, dovrebbero chiuderle e non tagliare, ma non è il caso del Veneto, allora io dico, mi devi spiegare per quale motivo hai tagliato solo il 12% delle spese dei ministeri. Glielo dice un ex ministro, i ministeri si può tagliare a man bassa senza problemi. Cosa che non fanno però. No, non fanno. Allora, applicare i costi standard, ripeto, sempre il solito esempio, vuol dire che se il più virtuoso d'Italia per numero di forestali, in base alle montagne che ha il Veneto, che ha 400 forestali
in tutto il Veneto, non puoi accettare che la Sicilia abbia 22.000 forestali, perché quello non è un costo standard. Cioè costo standard vuol dire che il caffè costa €1 in tutta Italia, non può esserci qualcuno che ce lo mette in conto 10 euro. Allora, se tagliassimo applicassimo i costi standard, avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro. Ma Renzi non lo farà mai, perché il Sud insorge, questa è la verità. Presidente, un'ultima cosa, notizia dell'ultima ora, un minuto. Cortina è stata ispezionata, sono arrivate sanzioni per insegne, manifeste non dichiarate e cartelli. Persino un aperto aggiunto all'insegna costa ammende che vanno da 100 a 500 euro. Questi sono i problemi dell'Italia, no? Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio, guarda, io non voglio far polemica, ma siccome sono in mezzo al popolo tutto il giorno, abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che ci ha spiegato che non bisogna essere pessimisti, sì, che solo i gufi fanno danni, l'Italia è bella, tutti questi bei discorsi che avevamo sentito, che adesso tutti avremo il fiore tra i capelli e canteremo e balleremo tutti, e poi abbiamo che per rilanciare l'economia, guardi, per rilanciare l'economia posso dire, non ci serve niente in finanziaria, basterebbe non avere gente che viene a multarci perché c'è scritto aperto, perché sì, perché hai sbagliato a fare una fattura, cioè ti senti trattato come un delinquente. Ai nostri cittadini basterebbe non essere trattati come i ladri, e vorrebbero che i ladri fossero trattati veramente come i ladri. Perfettamente d'accordo. Presidente, grazie, a martedì grazie prossimo. A voi. Grazie tante, grazie.